In occasione della giornata missionaria mondiale celebrata domenica a Ribera nella chiesa dell'Immacolata, una raccolta fondi per le missioni è stata promossa da Don Antonio Nuara. Il parroco ha invitato a portare la loro testimonianza di volontariato in Africa con l'associazione Onlus a Cuore Aperto. Il cardiochirurgo Giovanni Ruvolo e la moglie Margherita Larrocca, psicologa e deputata regionale, da 15 anni sono impegnati nell'assistenza sanitaria e alla formazione per i più bisognosi in Tanzania, in collaborazione con la missione delle comunità cristiane nel mondo. Don Antonio Nuara ha annunciato alla comunità l'intenzione di voler realizzare un pozzo d'acqua nel villaggio di Pogolo, nella regione di Iringa. Noi giriamo con questo fuoristrada portando la sanità in quei villaggi sperduti della Tanzania. Dall'altro lato mi sono impegnata perché i ragazzi della Tanzania potessero studiare, potessero coronare i loro sogni, potessero diventare dei bravi infermieri, dei bravi medici, dei bravi biologi, tecnici di laboratorio, per continuare a lavorare in quella terra e per non lasciarla. La cosa più grande è avere dato a queste persone le ali per volare. La formazione missionaria o il pensiero per le missioni non sia solo oggi, terza domenica del mese di ottobre, ma tutta la nostra vita, 365 giorni all'anno, possa essere missionaria, non solo per quelli che stanno attorno a noi, anche pensando all'Africa, all'Asia, laddove Cristo ancora non è conosciuto, deve essere conosciuto, amato e testimoniato dai cristiani. Hanno spazio anche per fare apostolato e soprattutto apostolato missionario, e di questo loro vi parleranno. In Africa andiamo lì, facciamo le visite, giriamo, c'è gente che fa 30 km a piedi per farsi fare l'elettrocardiogramma che non ha mai visto nella vita o misurarsi la pressione. Quindi anche questo concetto che bisogna utilizzare le risorse veramente perché in maniera ottimale, senza sperperarle, perché solo così possiamo ottenere di più da un sistema sanitario globale, perché oggi le risorse cominciano a mancare. Noi abbiamo un principio fondamentale, che chi ha di più nella vita deve condividere quello che ha, non solo di più, ma quello che ha con quelli che hanno di meno. Siamo tutti uguali e quindi quello che noi abbiamo oggi dobbiamo darlo agli altri. Abbiamo potenziato questo dispensario che la comunità ha lì e poi siamo andati nei villaggi perché la gente non si può spostare, magari veniva facendo 20 km per poter fare una visita, e allora noi abbiamo comprato un fuoristrada grazie ai Lions della nostra provincia di Agrigento che nel 2008, quindi già 11 anni fa, ce l'hanno donato.